Hanno praticato un foro nella casa disabitata attigua alla tabaccheria Bonisiolo, poi indisturbati sono entrati nel negozio. Il furto è venuto la notte scorsa. Ad accorgersi di quanto accaduto la titolare quando è arrivata nella mattinata per iniziare l'attività. I ladri si sono introdotti aprendo un varco di circa 60 centimetri, forse utilizzando una mazzetta da muratore. Una volta dentro, la rivendita di tabacchi svariolotto, si sono impossessati di varie confezioni di tabacchi e il fondo cassa pari a poche centinaia di euro. La banda del buco, composta sicuramente da più di 2 persone, è uscita dalla stessa parte dalla quale ha fatto irruzione e si è allontanata facendo perdere le tracce. Nessuno nella zona si è accorto di nulla. Immediatamente la titolare ha chiamato i carabinieri che si sono recati sul posto per effettuare gli accertamenti. Ora i militari stanno acquisendo le immagini delle telecamere sia del negozio che della zona per identificare i ladri. Questo pomeriggio il negozio, che avrebbe dovuto essere aperto, è rimasto invece chiuso. La titolare si è recata dai carabinieri per presentare formalmente la denuncia a carico di ignoti. Un periodo questo dove il fenomeno dei furti è in aumento. In questo caso, ad aiutare i ladri, la casa disabitata che ha consentito alla banda di operare indisturbata. I carabinieri hanno rafforzato soprattutto per i mesi estivi i presidi nelle varie zone, monitorate maggiormente le zone residenziali e commerciali. L'attenzione rimane alta, l'appello dei militari dell'arma rimane sempre lo stesso: se vedete movimenti anomali chiamate il 112.